Anche la nostra emittente trasmetterà il concerto di Natale giorno 25 alle ore 10, una produzione di Antenna 3 Veneto in collaborazione con l'ARREA, Associazione Emittenti Radio TV Locali. Il concerto di Natale è realizzato dall'Orchestra Filarmonica di Radio Veneto ed è dedicato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che seguirà l'evento. Durante il concerto verranno eseguiti brani di Tchaikovsky, un'iniziativa molto interessante, quella delle emittenti associate REA, che per la prima volta dimostra come le realtà locali unite rappresentano in Italia intera, cosa che nel futuro si vuole disgregare con le scelte che la politica ministeriale sta facendo, come in occasione dei fondi Covid-19 destinati a uno scellerato famoso purtroppo 14617 DPR, che destina ben 2 tranche di 50 milioni cada uno solo alle prime 100 emittenti, violando palesemente i diritti di uguaglianza costituzionale che afferma come la legge è uguale per tutti. Purtroppo in questi casi solo una platea di pochi eletti in Italia possono godere dei contributi Covid televisivi, come se altri operatori e titolari di regolare concessione ministeriale hanno svolto e continuano a svolgere in tutto il territorio italiano in piena pandemia. A tal riguardo le emittenti associate REA hanno anche presentato un ricorso al TAR del Lazio contro tale discriminazione e grazie anche alla fattiva collaborazione del presidente della REA, ingegnere Antonio Diomedi, ha visto creare un fronte unico, forte, contro scelte politiche folli, fortemente discriminanti, dovuti dal precedente governo a guida Renzi, poi Gentiloni, e avallate anche dal governo attuale giallo-rosso 5 Stelle e PD. La messa in onda del concerto di Natale quindi rappresenta un segnale forte della presenza del territorio delle emittenti radiotelevisive locali, che anche loro offrono un prodotto di qualità, ottemperando così al pluralismo informativo fatto da oltre 40 anni sul territorio in cui si opera. Venerdì 25 dicembre alle ore 10 l'Orchestra da Camera e Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1 presentano Concerto di Natale con musiche di Tchaikovsky. Valzer dei fiori in Re maggiore da Lo Schiaccianoci, opera 71A. Concerto per orchestra e violino, solista Paolo Tagliamento. Capriccio italiano in La maggiore, opera 45. Dirige l'orchestra il maestro Vrem Chivchan. Venerdì 25 dicembre dalle ore 10 su questo canale e in contemporanea nazionale sulle reti radiotelevisive associate alla REA.